Scade il 20 aprile prossimo. Noi due è il titolo del libro di poesia e pittura di Rosanna Venneri presentato a Potenza. Il ricavato della serata è andato in beneficenza all'associazione Persone Down. Ce ne parla Celeste Rago. Il ridotto del Teatro Stabile ha fatto da scenario alla presentazione del libro di Rosanna Venneri, Noi due. Docente di matematica, ma con la passione per la pittura e la poesia, è esposto in diverse mostre collettive. Nelle sue poesie colpisce la capacità di indagare su se stessa, sul mondo che la circonda, sugli affetti, sui sentimenti, senza cedere il passo alla retorica e alle semplificazioni. Quel Noi due sembra essere il modo per affrontare la diversità dei comportamenti, ma anche la peculiarità di un'esperienza poetica che non vuole essere fine a se stessa, si integra intersecandosi fino a fondersi con la pittura. Ad introdurre la serata la presidente della FIDAPA Maria Albano. Sul libro della Venneri una serie di interventi critici da Nunzia Bolonnino alla poetessa Loredana Pietrafesa alla scrittrice Antonella Pellettieri. Nanni Tamma ha letto alcune liriche con intermezzi musicali di Giovanna D'Amato. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto all'associazione Persone Down. E adesso qualche consiglio su come trascorrere il pomeriggio e la serata all'insegna dello spettacolo, della cultura e del divertimento. Vediamo.